Allora, stiamo parlando di persone scomparse, di modalità di ricerca e di modi con cui chi magari può avere problemi anche mentali potrebbe allontanarsi così senza neanche rendersene conto, e poi l'ansia dei familiari. Ma chi scompare volontariamente non è un suo diritto di libertà? Chi vuole rispondere di voi? È vero che è diritto di libertà, per carità, perché ognuno è libero, tutti siamo liberi di decidere, però le posso garantire che nell'esperienza di tutti questi anni che ho, io non ho mai trovato un allontanamento volontario, anche se poi la persona è stata ritrovata, che sia stata in una condizione proprio di scelta sua personale. C'è sempre un disagio, perché non solo di un caso, più di qualcuno, uno in zona di Padova, uno in zona di Vicenza, ci è capitato insomma che la famiglia ci ha chiesto aiuto e poi la persona è tornata, ma sempre c'era un disagio a parte, cioè non uno che abbia deciso, perché io dico, noi lo diciamo sempre, tutti siamo liberi di andarcene, no? Però se tu vivi con una famiglia, con una moglie, con chi sia, due righe, cioè non accetto questa vita, voglio andarmene. Credo che sia il minimo. Oppure scappa perché ha una vita violenta, vive in una famiglia violenta e vuole far perdere notizie di sé, però magari dopo qualche parente sa o qualche amico sa quella è la situazione che qualcuno c'è sempre, perché la persona si confida magari o con l'amico o con qualcuno, se dopo vai ad analizzare la cosa, ripeto, la causa la trovi sempre, c'è qualcosa. C'era un messaggio che diceva dei minori di 16 anni d'età e dei minori di 10 anni. Prendiamo il messaggio di nuovo un attimo, adesso ce la mettono anche dalla regia, proprio relativamente ai bambini, scomparsa di bambini, se si hanno dei numeri, di qualcosa per capire quanti sono i bambini. Chi scompare sotto i 10 anni di certo c'è del dolo. Qual è la percentuale di bambini ritrovato? Chiedono il telespettatore. Ritrovati? No, ci sono tanti bambini che spariscono. Non li ho qua. Il problema è che sulla scomparsa di minori c'è il discorso di quelli che arrivano, che vengono accolti, che vengono messi nelle comunità, nei vari centri di accoglienza e che poi scappano perché dicono per il raggiungimento dei propri cari. Ma al di là di questi casi qua che in qualche modo sono anche comprensibili, che anche il bambino stesso voglia, è inutile negarselo o mettersi la beda davanti agli occhi. Bambini inseriti in famiglie normali che a un certo punto spariscono. Allora, c'è stato il caso tanti anni fa di Denise, sì, no? Sono due casi famosi qui in Italia, che è appunto la figlia di Angela Celentano e poi c'è la ragazzina, quella di Mazara del Vallo, la Denise Pipitone, no? Che sono i due casi. Perché anche negli anni passati bisogna essere onesti e sinceri, quando si trattava di minore l'allerta è sempre partita immediatamente, cosa che non avveniva per le persone adulte. Anche lì sono state fatte le ricerche male, c'è qualcosa che qualcuno non ha parlato, sono casi che sono rimasti purtroppo ancora oggi senza risposta e le famiglie non si danno pace, perché vediamo nei media così ogni tanto viene sempre fuori, loro continuano sempre a lottare. Finché non c'è notizia. Ecco, esatto. Questo è molto importante. Mi volevo tornare alla slide precedente, se magari dalla regia me la fanno rivedere, perché esatto, ma a parte i dati, voi chiedete, ecco qua, maggiore funzionalità della banca del DNA. Sì. Questo richiede riduzione da 10 a 5 anni per la dichiarazione di morte presunta, congedo straordinario per i familiari, tutela del posto di lavoro, riapertura dei cold case di cui abbiamo parlato prima. Certo. Spieghiamo un attimo cosa vuol dire cosa sono queste richieste. Allora, la banca dati c'è, perché non è che manchi, è solo che secondo noi non è diciamo fruibile a tutti, deve essere un accesso più immediato. Poi una cosa, è vero che adesso tutti i corpi che vengono ritrovati, non identificati, viene fatta una descrizione, la si può trovare all'interno per quanto riguarda il sito del commissario straordinario, c'è anche la voce banca dati, con la descrizione di quello che viene trovato. Però lì bisogna poi trovare l'affinità con le scomparse, vedere se ci sono delle caratteristiche in base alla denuncia di scomparsa. Questa è una cosa che noi abbiamo chiesto e continueremo a chiedere, secondo me, perché quando una persona non viene trovata a distanza di 2-3 anni, si dovrebbe automaticamente fare il prelievo del DNA ai familiari.
Io non con avviene diverse qua. Famiglie qua nel Veneto, quando che sono passati un po' di anni, l'abbiamo fatto fare, che vengano raccolti tutti i dati biometrici delle famiglie, perché bisogna che ci sia o il fratello, meglio di tutto sarebbe la mamma, che dico mamma e papà, insomma, però... Sì, l'hai fatto fare anche a me. Sì. E noi l'abbiamo fatto nello stesso anno in cui è scomparso mio zio, grazie a Gilda. No, Però, cioè prelievo che Sì. mia madre era ancora viva, essendo la sorella. esatto. E il prelievo è stato fatto, è andato in qualche banca dati che non so cioè dove quello sia, che noi però- chiediamo, no, sembra che effettivamente dovrebbe essere Certo. presso la banca dati del RIS di Parma, ok? Però noi chiediamo che tutte le famiglie che non hanno la risposta del proprio familiare, che non è stato rintracciato, non è stato trovato, venga fatto il prelievo, venga inserito di modo che si può fare il confronto immediato. Perché altrimenti non ci sono elementi per poter No, risalire. bisogna andare ad analizzare diciamo quello, adesso lo fanno anche le forze dell'ordine, per carità, perché credo che ognuno, se viene trovato un corpo, per dire qui in Veneto, la prima cosa che fanno andranno ad analizzare le denunce di scomparsa che sono delle persone non ritrovate e verificano, perché magari c'è o l'abbigliamento, c'è qualcosa, però non c'è solo quello, ci sono anche che vengono ritrovati resti cadaverici e lì diventa molto più complicato. Per esempio recentemente sono stati trovati dei resti nella zona di Venezia. Lì abbiamo due casi. Abbiamo il caso di Mariana Cendron, abbiamo il caso di un'altra ragazza, di Florina Simeon, che sono due ragazze sparite che potrebbero essere anche in quella zona. Quindi, Ma non si può ricongiungere, non ci sono elementi per poter... allora, il DNA a queste famiglie noi le abbiamo già fatto fare, stanno verificando. Poi sono procedure purtroppo molto lunghe, ma adesso io ho fatto riferimento a questo perché questa è una cosa secondo me utilissima, no? Il certo. discorso del prelievo dei familiari del DNA per poter fare questi confronti. Però non viene fatto di default. Non viene fatto, quindi voi chiedete che venga istituzionalizzato. Cos'è questa scheda? Che cosa rappresenta, Vicepresidente? Se vuoi parlare tu? Sono Perché questi sono numeri abbastanza i totali inquietanti. degli scomparsi per regione. Per regione. Per Sì, regione. sì, sì. Sono numeri abbastanza inquietanti. Cioè, Siccome è inquietante anche il dato dei cadaveri non identificati, tornando all'argomento, nel 2019 erano 919 in totale, nel Veneto 61. Sì. caspita. Sono tanti. Cioè 61 cadaveri non identificati. Vuol Nel dire che Veneto. sono persone che sono state ritrovate senza vita, che non si sa che siano, perché se non hanno documenti, non hanno nulla, capisce? Certo, e sono stati ritrovati in posti... 12 sono stati recuperati in mare, Sì, pensavo anche. 25 in fiume o in lago e gli altri 24 in altre situazioni, insomma. Sì, quella volta che è scomparso mio zio le abbiamo dato la possibilità di recuperare il DNA, però non so se dopo sono andati avanti, per esempio, sui cadaveri che c'erano già a disposizione, è stato fatto un incrocio. Ecco, chiedo da questo punto di vista, anche le agenzie private, gli investigatori privati vengono coinvolti, collaborate insieme o collaborate solo a livello istituzionale? Perché poi magari ci sono famiglie che possono permetterselo, comunque vogliono andare a fondo, vogliono utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, come anche è immaginabile che uno voglia fare. Come funziona? Allora, noi non collaboriamo con gli investigatori, anche perché giustamente loro hanno delle spese, quindi sono da pagare. Siccome noi siamo un'associazione di volontariato, non abbiamo fondi da nessuno, ci autotassiamo noi con una tessera annuale, però abbiamo, per fortuna, per quanto riguarda le ricerche purtroppo no, abbiamo delle persone all'interno del nostro gruppo che mettono a disposizione la loro esperienza, quindi verificano quello che è stato fatto dalle forze dell'ordine e danno dei suggerimenti, che secondo me è importante anche questo. Noi diamo il nostro supporto psicologico, perché abbiamo trovato dei legali che si sono messi a disposizione gratuitamente per le famiglie, perché non dimentichiamo che quando c'è una scomparsa, purtroppo quando non viene ritrovata la persona, subentrano altri problemi per i familiari, c'è bisogno di un legale, quindi il legale dà l'assistenza gratuita, come anche il discorso dell'assistenza psicologica. Certo, ecco, brava, infatti che le famiglie cadono in una situazione che non è facile da gestire.
Infatti adesso il caso di questa famiglia qui di Padova, c'è già stata la nostra psicologa, sia io che la Presidente, siamo andati diverse volte. Ricerche in corso, vero? Come? Della famiglia sono ricerche in corso? Sì, sono ancora in corso, sono ancora in corso, nonostante che purtroppo non c'è nessun risultato, e qui posso dire che hanno fatto un grandissimo lavoro. Per questo che dico, a volte è difficile usare la parola, si è obbligati anche come istituzione a fermarsi nelle ricerche, perché se non c'è nessun elemento, dove si va a sbattere la testa, capisce? Certo. Quindi allora cosa si fa? Noi già sono state verificate telecamere, si fanno volantinaggio, se magari qualcuno si ricorda di averlo visto, perché se la persona è uscita a piedi, tu dici da qualche parte qualcuno può averlo visto, però succede anche che nel caso di questo del signor Figallo purtroppo finora c'è stata una segnalazione da quello che è stata verificata, però non era veritiera, cioè in buona fede una persona dice mi sembra di averlo visto, certo, poi però magari non è stato trovato. Quindi è un problema non da poco. Ecco, per quanto riguarda dopo, se la famiglia vuole usare l'investigatore, è libera di fare quello che vuole, noi diamo la nostra disponibilità, la mettiamo a disposizione di quello che possiamo offrire, poi la famiglia è libera di fare quello che vuole, ripeto. Ecco. Importante non dimenticare, questo è un po' anche il vostro motto, che è fondamentale non dimenticare le persone che si trovano, i familiari che si trovano in queste situazioni, per cui il vostro ruolo come associazione Penelope è fondamentale, perché c'è l'aiuto, il supporto, c'è una comunità che lavora, c'è un'associazione che può dare tantissimi contributi di vario genere. Io vi ringrazio, il tempo è volato, magari avremo ancora occasione di parlarne, di raccontare, anche entrare più nel dettaglio, di vedere anche le normative come si sono evolute nel tempo, faremo un approfondimento in prosieguo, anche in Regione Veneto forse sta muovendo qualche cosa a livello di Consiglio regionale. E detto questo io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, a voi cari telespettatori naturalmente grazie di averci seguito e ci rivediamo presto. Grazie a voi.